Benvenuti, oggi è giovedì 27 luglio 2023. Il sole sorge alle 5.59 e tramonta alle 20.14. La luna sorge alle 4.22 e cala alle 19.50. Oggi si celebra San Pantaleone. Il nome Pantaleone ha origine greca e significa interamente leone. Il suo numero fortunato è il 3, il colore il rosso, la pietra il rubino e il metallo il piombo. Attenzione, nonne all'ascolto, tappatevi le orecchie. Bene, ora posso parlare. State cucinando, vi siete trovate senza burro? Non temete, perché è una soluzione inaspettata per voi. Provate a sostituirlo con la maionese, oppure se avete in casa della panna potete metterla insieme a qualche cubetto di ghiaccio nel frullatore. Il grasso si separerà dal siero e avrete una palla di burro fresco pronta da utilizzare. Non crederete ai vostri occhi e al vostro palato. Sono 55 le candeline per l'attrice messinese Maria Grazia Cucinotta. Arrivata terza a Miss Italia nel 1987, viene scelta da Renzo Arbore come valletta per il programma Indietro tutta. La sua fama è mondiale, oltre che per la bellezza, anche per il ruolo nel film Il Postino con Massimo Troisi. Festeggia 84 anni il cantante Giuseppe Faiella, meglio noto come Peppino di Capri, nome d'arte legato al luogo di nascita. Scoperto per caso nel 1958 dagli impresari di una casa discografica milanese in vacanza a Capri, debutta col gruppo Peppino di Capri e i suoi Rockers, proponendo in lingua italiana i successi del rock and roll americano. Negli anni 60 si afferma come re del twist e sforna brani storici come Roberta e Champagne. Ha vinto 2 volte il Festival di Sanremo nel 1973 e nel 1976. Infine, oggi compie 41 anni il pugile casertano Clemente Russo. Nel suo palmarès spiccano le medaglie d'argento vinte alle Olimpiadi di Pechino nel 2008 e Londra nel 2012. Ha preso parte anche a numerosi programmi televisivi e ha partecipato al film Tatanka, ispirato a un racconto di Roberto Saviano. Quando non si è sinceri bisogna fingere, a forza di fingere si finisce per credere. Questa saggia verità l'ha scritta Alberto Pincherle, in arte Alberto Moravia, nel suo libro d'esordio che irrompe sulla scena letteraria il 27 luglio del 1929, Gli Indifferenti. Romanzo psicologico che denuncia l'esistenza passiva e priva di emozione di 2 giovani fratelli, Michele e Carla, indifferenti alle meschinità e ai tradimenti che serpeggiano tra famiglia e cerchia di amici. L'opera ispirerà all'omonimo film del 1964 con Claudia Cardinale e Rod Steiger, un libro stupendo che vi consiglio davvero di leggere. Prima di tutto, spero che nessuno di voi si trovi mai in una situazione del genere, ma lo sapete, la scienza non si ferma mai e ci sono studi che ci sorprendono sempre. Oggi vi parlerò di uno studio condotto negli Stati Uniti che ha analizzato gli effetti di un pugno in testa sferrato da un pugile professionista. Bene, secondo questa ricerca, ricevere un pugno del genere è semplicemente devastante. Ma dai! Dicono che è come essere colpiti da una gigantesca palla da bowling del peso di ben 9 kg che viaggia a 32 km/h. Quindi state attenti là fuori. Siete curiosi di sapere cosa vi riservano le stelle? Non perdete l'oroscopo di Marco Amato. Buongiorno ai 12, stupefacente questa luna che crea moltissimi aspetti nel cielo, rendendo intrigante questa metà settimana per molti segni zodiacali, soprattutto gli acqua, ma vediamo cosa fanno gli altri. Ariete, la luna oggi vi fa fibrillare, pensare già di essere lontano, via, probabilmente avete organizzato un viaggio o qualcosa con gli amici. Oggi la dedicherete a telefonate di raccordo che vi aiuteranno a progettare bene il tutto. Toro, la luna oggi si oppone sia a Giove che a Urano, potrebbe non essere una giornata del tutto congeniale, ma gli aspetti di smistamento di questa energia che partono dalla zona del Capricorno e dalla Vergine con Marte vi aiuteranno comunque ad affrontare il problema optando per una mediazione possibile.
Gemelli, giornata molto intrigante oggi che vi riempie di stimoli e suggezioni, ma anche di curiosità. Un hobby nuovo o iniziare un corso oppure chiudervi in un romantico viaggio nel lontano che vi fa pensare di essere distanti da tutto lo stress del quotidiano. Ne avevate fortemente bisogno. Inizia per voi il periodo veramente vacanziero. Cancro, giornata stupenda con una luna che vi fa piacere tantissimo a tutto il resto dello zodiaco per le prove di coraggio, forza e azione che state dimostrando in questo periodo. Bravi, continuate a costruire e soprattutto a sviluppare quella che è la vostra migliore qualità, credere sempre nei sentimenti che provate. Leone, giornata oggi con una luna un po' nervosa in Scorpione, è vostra nemica, probabilmente in famiglia o nella relazione col partner c'è molto ma molto di cui discutere. Vergine, giornata oggi con una luna molto amica che dà un assist proprio al vostro Marte. Oggi arriva una buona notizia, oggi arriva la soluzione, quindi forza. Bilancia, giornata oggi che vi vede padroni del gioco, come se voleste rivoluzionare sia la famiglia, il luogo in cui vivete e tutte le vostre influenze diplomatiche. Oggi una bilancia come non la si vedeva da tempo, rinvigorita e forte e padrona delle sue volontà. Scorpione, intrigantissima la luna di oggi che vi rende i protagonisti indiscussi dello zodiaco. L'opposizione a Giove e a Urano potrebbero generare alcuni imprevisti, ma imprevisti fortunati, come recita Marte. Si sa, come si dice nella nostra terra, che ogni impedimento è giovamento. Sagittario, giornata interessante per quello che riguarda il lavoro. Oggi un suggerimento, un aiuto inaspettato vi risolve un po' una problematica. Sarete grati, avrete voglia di offrire caffè e pranzo alle persone a cui volete bene. Cercate sempre di mantenere la vostra ilare generosità, è una delle vostre qualità migliori. Capricorno, giornata oggi che vedo una luna ambiziosissima. Cosa volete fare? Beh, qualunque sia il progetto, tutti i Capricorno oggi avranno la fortuna di poter concretizzare una strada nuova in cui investire molto tempo e successo futuro. Acquario, è quella luna in Scorpione proprio vi rende più elettrici del solito, anche se vi carica di stimoli ed energie creative. Impiegate allora in uno sfogo molto produttivo queste energie, perché oggi non è il caso di farvi arrabbiare, quindi ditelo a tutti i vostri amici a cui tenete veramente tanto in amore. Beh, dai, lasciatevi andare. Pesci, che bella giornata oggi con una luna che vi restituisce di tutto e di più. Belle notizie, sicurezza intorno, affetto e col partner c'è un momento di assoluta ripresa e passionalità. Anche voi in fuga? Viaggio. Ehi, che succede, amico? Questa frase iconica è stata pronunciata per la prima volta il 27 luglio del 1940, quando Bugs Bunny fa il suo esordio nel mondo dei cartoon nel cortometraggio Caccia al coniglio. Furbo e lesto, il coniglio grigio è in assoluto uno dei personaggi più famosi al mondo e da diversi studiosi è considerato il miglior esempio di comicità intelligente americana. Magari voi siete degli stacanovisti nel lavoro, nello studio, sempre pronti a dare il massimo. Ma sapete, c'è chi ha un approccio diverso. C'è un motto che molti seguono alla lettera: minimo sforzo, massima resa. Oggi vi parlerò di un proverbio inglese che esprime proprio questa mentalità. To cut corners, letteralmente, tagliare gli angoli. Ma il suo significato va oltre. Questo proverbio indica la tendenza a cercare il modo più facile e veloce per ottenere un risultato, senza preoccuparsi troppo dei dettagli e delle qualità. In altre parole, si tratta di andare a risparmio, fare il minimo indispensabile. E voi che tipi siete? Desiderate tornare indietro nel tempo per recuperare una puntata persa? Bene, ora potete, grazie a Sicilia Play, il nostro canale YouTube, potete rivedere tutte le puntate dell'Almanacco quando volete e dove volete. Simeone è una figura misteriosa, di cui si sa poco. Noto per aver vissuto su una colonna e aver esercitato grande influenza, tanto che anche gli imperatori seguivano i suoi consigli. La fama di Simeone ha ispirato altri asceti, tra cui spicca Simeone il Giovane, che ha superato il suo stesso record resistendo per ben 68 anni su una colonna.
Tuttavia il Simeone che più comunemente ricordiamo è il protagonista del film di Buñuel intitolato Simon del deserto del 1964. In questa pellicola Simeone viene tentato dal diavolo che si manifesta sotto le spoglie di una fanciullina che si trasforma in una seducente donna. Questa scena ha conquistato l'immaginario di molti uomini. Ci salutiamo con la frase del giorno. È meglio essere odiati per ciò che si è, che essere amati per ciò che non si è. Vi aspettiamo puntuali domani con nuove curiosità, storie avvincenti e tante sorprese. Non mancate. Buona giornata dalla vostra Naomi.